orgogliosi di presentare questo restauro delle statue settecentesche della Chiesa delle Monache Cappuccine, perché è la prima volta che riusciamo a realizzare proprio l'obiettivo che si prefigge il FAI, e cioè la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale. Questo è stato reso possibile dal fatto che tutti i contributi che le persone così generosamente ci danno durante le manifestazioni in parte vengono utilizzati e riservati proprio per privilegiare opere o beni esistenti nella città. E dobbiamo anche ringraziare molto naturalmente la Fondazione di Sardegna, che ci ha dato un validissimo apporto che ha permesso di realizzare questo restauro in maniera completa e speriamo anche duratura. La confraternita è in possesso di 7 simulacri che rappresentano l'intera passione di Cristo. Qui proprio alle mie spalle vediamo il Gesù nell'orto esposto e la cattura. Poi nell'altro lato sinistro abbiamo la flagellazione, l'Ecce Homo che è esposto in chiesa, la Veronica, e poi manca il Calvario e la Madonna, che non sono stati esposti perché non fanno parte, diciamo, della parte iniziale del restauro. La giornata di oggi per noi è molto importante, visto che questi simulacri necessitavano proprio di un restauro così importante. Sicuramente ne approfitteremo per chiedere anche a questa associazione di intervenire anche sulle altre statue che ne hanno necessità davvero. Soprattutto parlando del Calvario ha necessità, in quanto rimanendo così un anno diciamo appeso e sistemato in un luogo non consono, perché va appeso dentro il convento alle Suole, ha preso una forma un po' anomala, quindi nel corso degli anni ci sta venendo in difficoltà anche il semplice montaggio. Quindi mi auguro, oggi è la giornata giusta proprio per chiedere al FAI di intervenire anche su queste altre statue. Cogliamo l'occasione per invitare la popolazione, i fedeli, alla processione che si terrà martedì 16 aprile, partenza alle 18:30 da questo monastero, dove vede appunto protagoniste le 7 statue della Passione di Cristo.